Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amatissimo Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un aggiornamento imperdibile, portandoti informazioni fresche e dirette dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è tenerti in prima fila, con tutto quello che accade nell'universo azzurro. Prima di immergerci in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché ciò che sta per arrivare promette di scuotere il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. Oggi riviviamo una storia che, se fosse andata in un'altra direzione, avrebbe potuto cambiare completamente il destino del Napoli, il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia. Il gioiello georgiano, idolo assoluto dei tifosi e simbolo dell'era di Aurelio De Laurentiis, quasi non aveva mai indossato la maglia azzurra. Sì, hai sentito bene, Kvaratskhelia avrebbe potuto rappresentare una delusione per il Napoli, se il destino non avesse interferito. Secondo il quotidiano francese L'Équipe, il giocatore era molto vicino a firmare col Nice in Francia nella stagione 2021-2022. Il club francese lo osservava da mesi, incantato dalla sua tecnica e visione di gioco. Tutto sembrava procedere, fino a che una serie di ostacoli amministrativi e richieste finanziarie non ha bloccato la trattativa. Gli agenti che mediavano l'affare non erano ufficialmente riconosciuti dalla Federazione francese di calcio, creando un'impasse giuridica che ha messo a rischio tutto l'accordo. A questo si è aggiunto che il club francese ha ritenuto le cifre richieste troppo alte per un atleta ancora senza esperienza in grandi leghe europee. Ed ecco che l'opportunità è sfumata. Il Nice ha rinunciato all'ingaggio, e il giocatore è rimasto in Georgia, in attesa di una nuova chance. Loro non sapevano che quella porta chiusa sarebbe diventata la svolta del destino, non solo per Kvaratskhelia, ma per il Napoli e tutta la sua storia recente. Un anno dopo, quando il Napoli ha deciso di puntare su un nome poco noto, molti tifosi e commentatori erano scettici. Chi è questo ragazzino georgiano? Si chiedevano. Ma Aurelio De Laurentiis e il suo staff di osservatori avevano visto qualcosa di diverso: talento grezzo, coraggio e uno stile di gioco imprevedibile, perfetto per incendiare le difese. È stata una scommessa rischiosa, sì, e anche una delle decisioni più geniali del calcio europeo moderno. In pochi mesi, Kvaratskhelia si è trasformato in uno dei giocatori più emozionanti della Serie A, incantando il mondo con i suoi dribbling, gol e assist decisivi. Il resto è storia. Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti e poi nella nuova gestione, Kvaratskhelia è diventato simbolo di una generazione. La sua esplosione nella stagione dello scudetto ha restituito al Napoli il bagliore dei tempi d'oro. Oggi, nonostante il trasferimento al Paris Saint-Germain, il suo nome continua a riecheggiare nei cuori napoletani, come promemoria che a volte le benedizioni più grandi nascono dalle porte che si chiudono. E pensare che tutto avrebbe potuto essere diverso. Se il Nice avesse portato a casa l'ingaggio, forse il Napoli non avrebbe mai vissuto quel capitolo magico. E il tifoso napoletano non avrebbe visto brillare un talento così puro al Diego Maradona di Coverciano. È il tipo di storia che mostra come il calcio non sia fatto solo di tecnica, ma di destino, intuizione e decisioni nel momento giusto. E ora vogliamo sentire da te, tifoso azzurro. Credi che Kvaratskhelia sia stata la più grande scoperta dell'era De Laurentiis? Dove collocheresti il gioiello georgiano tra i grandi nomi della storia recente del Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti e racconta cosa ti ha colpito di più nel suo passaggio al club. E ovviamente, se ti è piaciuta questa storia incredibile, supporta il canale con un super thanks cuore blu fuoco, questo ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro e ci motiva a continuare a portare retroscena, curiosità e storie emozionanti sul nostro amatissimo Napoli. Forza Napoli sempre!